La notizia era nell'aria. Pino Rigoli non è più l'allenatore dell'Akragas. La decisione è scaturita ieri sera dopo un incontro tra i dirigenti. Il presidente Silvio Alessi, che già 2 mesi fa aveva confermato il tecnico peloritano, è rimasto in minoranza. Gli altri soci non hanno voluto sentire ragioni. Da questa mattina è cominciata l'era Totovullo. Il tecnico favarese, arrivato a stagione in corsa per prendere il posto del dimissionario direttore sportivo Ernesto Russello, ha l'esperienza giusta per guidare la formazione della Città dei Templi, sia in Lega Pro che in quarta serie. Stiamo parlando di un allenatore navigato che ha vinto 2 volte il campionato di C1 con l'Avellino e l'anno scorso chiamato in corsa dal Campobasso che annaspava nelle ultime posizioni della classifica in G2. La sua cura è stata così azzeccata che i molisani sono arrivati addirittura a un passo dai play-off. Vullo, che inizialmente non voleva sentirne di svolgere le mansioni di allenatore, alla fine ha ceduto alle richieste pressanti della dirigenza biancazzurra. Pino Rigoli naturalmente non paga per i risultati, che sono stati straordinari in 2 anni, ma con qualche dirigente non c'era più feeling da qualche tempo. A fare fuori Rigoli non è stato il neodirettore sportivo, anche se la carica l'assumerà ufficialmente nel fine settimana, Antonello Laneri, che si era detto disposto a lavorare con il tecnico del ritorno in quarta serie dell'Akragas. Scartata anche l'ipotesi Sottil, tecnico che proprio Laneri conosce assai bene. Con Rigoli va via un pezzo di storia del nuovo corso biancazzurro. Amatissimo dalla tifoseria, la società si è assunta una bella responsabilità. Con l'allenatore peloritano si era creata una sorta di amore morboso, e non soltanto con la curva sud, ma anche con gli altri settori dello stadio. Ogni qualvolta Rigoli entrava in campo, gli applausi si moltiplicavano rispetto a quelli riservati ai giocatori. Con lo scioglimento del nodo tecnico comincia davvero la nuova avventura. Già venerdì prossimo il presidente Alessi sarà a Roma in Lega per depositare il dossier Seneto. Se verranno confermate le proroghe, l'Akragas al 99,99% disputerà il campionato di terza serie. Il club di Via Petrarca metterà nelle mani di Laneri un budget per rinforzare la squadra. Nel frattempo lo stesso DS incontrerà i giocatori della passata stagione per una conferma o meno. Con Rigoli fuori causa, molto probabilmente saranno in tanti a lasciare la casacca biancazzurra. Capitan Pellegrino, Vintigni e perfino Nicola Arena potrebbero seguire il proprio maestro in un'altra piazza, anche perché è sicuro che Rigoli non rimarrà a spasso. Il tecnico già nei giorni scorsi aveva preannunciato di avere ricevuto delle proposte sia da club di Lega Pro che di Serie D. Da oggi sarà libero di muoversi come vuole. Tutto pronto, fischio dell'arbitro. Partita in questo istante, Cartieri manovra un buon pallone, ha una buona gestione del possesso palla con Bascaroli che tira dalla lunga distanza, palla alta. Chiavaro